che va specificatamente a loro favore. No, sul sociale. Andiamo avanti, Ballestero, perché era interessante quello che stava dicendo durante la pubblicità. Gli italiani non vanno perché dicevano io italiano non vado a rubare perché sono identificabile. È chiaro che stavamo parlando del fatto che le recenti norme, si citava prima l'articolo 131 mi pare, no? Che in buona sostanza, tenuto conto dell'irrilevanza del fatto, fino a 5 anni, per reati fino a 5 anni non si va in galera, è una forma di indulto alla rovescia, come si diceva, cioè non li metto fuori ma non li faccio andare dentro, l'indulto li metto fuori, con questo sistema non li faccio andare dentro. Quindi di conseguenza, se ci aggiungiamo il fatto che la certezza della pena non c'è, l'insieme delle due cose è chiaro che determina una situazione che è esplosiva da questo punto di vista. Ci aggiungo inoltre che spesso e volentieri chi delinque ha origini chiaramente non italiane, così come è accertato, così come obiettivamente sappiamo, oggettivamente sappiamo, e che non è facilmente individuabile né sul piano dell'identificazione, perché spesso e volentieri questi non hanno fissa dimora, soprattutto non sono aggredibili sul piano patrimoniale. È chiaro che ha tutto l'interesse a delinquere, soprattutto se vive di espedienti, cioè vive di marginalità, così come spesso e volentieri capita, e soprattutto se proviene da aree dell'Europa ove magari viveva già là ai margini, e quindi è venuto qua perché altrimenti questa gente, parliamoci chiaro, se non avesse avuto la necessità di cercare un tra virgolette futuro o da scappare da realtà di disagio, molto probabilmente sarebbe stata nel loro paese, perché non mi risulta che la Romania o piuttosto che altri paesi dell'est europeo non c'è solo la o di Romania, altre che realtà, sia chiaro, non perché voglia colpevolizzare esclusivamente, ci mancherebbe altro, sono rumeni, come si è stato detto, bravissime persone, ma proprio perché ce ne sono tantissime di bravissime persone, risiedono nel loro paese. Non è che si è svuotato, vero? No, certo. Allora, noi abbiamo che cosa? Una realtà, così come è successo in altri fenomeni migratori di questo tipo, mi viene in mente l'Albania degli anni '80, noi abbiamo avuto un fenomeno migratorio che era principalmente connotato da una migrazione di persone che la viveva chiaramente di espedienti, gente che aveva frequentato le patrie galere albanesi, eccetera, eccetera, eccetera. Non tutti, sia chiaro, perché poi dopo alla fine è facile fare delle generalizzazioni, ma molta di quella immigrazione è stata così, molta di quella delinquenza che qui opera tuttora è figlia di quel tipo di fenomeno, così come attualmente abbiamo con altri fenomeni di migrazioni provenienti dai paesi dell'est europeo. Stanno gestendo alcune parti del nostro paese in maniera, lo spaccio della droga, la prostituzione, eccetera. Quindi chiaramente da sta serie di ragionamenti che avete fatto questa sera, estremamente interessanti poi per ricapire, che vuol dire che bisogna ricominciare a parlare attorno a un tavolo, come diceva prima il professore, perché se ci confrontiamo sulle diverse posizioni e sulle diverse informazioni che noi abbiamo, credo che alla fine possiamo avere delle visioni molto più neutre e molto più tonde da questo punto di vista. Allora, stasera emerge una cosa complessivamente, che se anziché la politica, intendo in questo momento, anziché dividersi in buonisti e in aggressivi che vanno sotto le porte e dire è un eroe e quell'altro dice ma no, in realtà affrontarsi il problema, cioè, in realtà mi pare un problema che è diventato nella percezione della gente enorme, ma che nella razionalità di chi magari ha fatto politica in tempi passati, in Prima Repubblica, eccetera, in realtà non sono cose così complicate da risolvere. No, se ci fosse la volontà di qua in realtà mi pare di capire che serve avere il coraggio di modificare alcune questioni legislative, magari operando su questo settore, perché il meccanismo qua si è rotto, perché per 20 anni, 15 anni, per giustificare altre questioni dal punto di vista della caduta della pena, sostanzialmente abbiamo dovuto svuotare tutto, perché inevitabilmente poi i processi si svuotano. Adesso ci ritroviamo che siamo arrivati nella parte più difficile, per cui non facciamo niente per cui sta roba si ricomponga, che ha una serie di questioni che vanno affrontate. Allora, uno, va rimesso in condizione le forze dell'ordine di avere mezzi, di avere presenza 024, di avere dignità. Queste sono le tre cose che vanno fatte. Con 10 euro di aumento triennale sì, abbiamo molta dignità. Di avere dignità. Molta dignità. Seconda cosa, serve fare una, chiamiamola legislazione speciale, perché sta cosa va affrontata subito, in cui si devono fare poche cose.
se tu vieni colto in fragranza di reato, tu a un certo punto sei giudicato domani mattina, come si fa in Inghilterra, tanto per essere molto chiari, sei giudicato domani mattina e vai in galera. Vai chiuso in galera, facciamo delle galere leggere, facciamo delle galere campo di lavoro, facciamo delle cose che magari diventano più facili da gestire rispetto al grande, perché se poi questi li metti nei meccanismi delle grandi carceri poi ci sono dei meccanismi che si creano abbastanza pericolosi. Troviamo delle questioni, cioè investiamo qualcosa per queste robe, ma non sono grandi investimenti, perché mi dicono che in Sardegna ci sono dei carceri vuoti. Mi dice che a Rovigo ci sono carceri vuoti, mi dicono che in Italia i posti per metterli dentro ci sono. Gli spazi ci sono, ripeto, anche reinventando cose più leggere, meccanismi. Però questo va fatto. Oggi ti becco, domani mattina ti processo, dopodomani vai in casa. Poi i 3 livelli di giudizio vanno garantiti a tutti, succederà quel che succederà a questo punto di vista. Però siamo in una fragranza di reato, in grande vicinanza di fragranza di reato, tipo quello che hanno fatto per il calcio, ti colpiscono anche se ti trovo 5 giorni dopo. Fragranza di ferita. Questo è il meccanismo. Questo meccanismo va fatto, però ripeto, la politica non può dividersi in buonisti e in aggressivi e non fare assolutamente niente. Perché questo è pericoloso, perché diamo una percezione di insicurezza al paese. Sta gente che ha parlato stasera, per esempio, il dato della percezione dell'insicurezza era molto più forte della vera insicurezza. Per cui poi ognuno tenta di esprimersi in qualche maniera, io l'ammazzo, io faccio, io brigo, eccetera. Però, ripeto, io, che forse ho anche esperienze e pratiche di tipo diverso, non mi sento assolutamente di sparare dalla finestra della mia casa rispetto a quello che è giù nel coso. Io ho sempre tenuto a casa mia, che è un giardino molto grande, per questo problema poteva anche essere, mai successo fortunatamente. Lei ha il porto d'armi? Sì, ma non ho la pistola in casa. Non ha la pistola sul comodino. Se io la porto a casa per fare la manutenzione, la divido, il caricatore lo metto in un posto, il carrello in un altro e la cosa. Proprio perché non succedono assolutamente problemi. Certo. Perché ritengo che siano inutili da questo punto di vista, cioè giustamente come diceva la gente, io la lascio in ufficio. Perché, ripeto, anche uno che ha capacità e esperienza, poi alla fine davanti alle emozioni, io tenevo i raudi, cioè i petardi, e li butto fuori dalla finestra. La confusione che si crea molto spesso è sufficiente, perché non hai un ladro professionalizzato che fa certi tipi di operazioni, hai un ladro violento, questo sì. Questo sì è un ladro violento. Minaccia. Ecco, per cui questo va fatto, e deve essere questo l'urlo, permettetemi il termine, che nasce da questo tipo di manifestazioni, da questo tipo di trasmissioni, per dire alla politica, perché solo la politica può risolvere questa cosa. Non ci sono altre condizioni. Luciana Malfatti, il legislatore cosa potrebbe fare? Ma dovrebbe, secondo me, modificare il codice penale. Come ha detto il collega, è del 1930, soprattutto nella parte quella relativa ai reati contro il patrimonio dovrebbe essere modificato, ma non sulla base dell'onda emotiva di questi giorni, fare una modifica seria, magari anche guardando e avendo l'umiltà anche di guardare la legislazione straniera, tra cui anche la Germania, a cui noi tante volte ci ispiriamo. Ci ispiriamo. Ecco. Certo. Torrin. Sì, devo dire che delle telefonate degli ascoltatori, dei telespettatori, purtroppo assolutamente non sono biasimevoli, ma anzi purtroppo si denota un po' lo spirito con cui le persone affrontano questo problema. Le persone sono esasperate e spesso ricorrono anche a espressioni fortunatamente solo verbali, ma davvero crude. E questo è, insomma, è la cifra del problema, perché uno Stato, come si diceva inizialmente, che non garantisce nessuna difesa, porta il cittadino all'esasperazione, e l'esasperazione porta purtroppo a tragedie. Come dicevo prima, purtroppo la gente muore perché costretti a difendersi, lo fanno con l'estrema violenza, che è un atto omicida, per cui porta alla morte delle persone. Il problema è che giustamente si dice che la politica deve risolvere il problema. Giustamente, perché il legislatore poi alla fine viene dal Parlamento e quindi dalla politica, però molte volte quando si parla di queste cose, anche chi vuole inasprire la pena non perché sia particolarmente cattivo, ma solo perché capisce i problemi, viene tacciato magari di essere chissà cosa. A volte si dice, non so, penso al sindaco Bitoccio, è un fascista, cioè sono termini assurdi solo perché si vuole reintrodurre la certezza della pena e la garanzia che il cittadino sia difeso dallo Stato, cui paga le tasse, cui paga i servizi, cui paga anche, perché non abbiamo parlato della magistratura,
chiedevo prima in pausa, è solo un problema del legislatore o anche un problema di taluni giudici, non della magistratura, che magari per loro, non so, background culturale preferiscono lasciare libero, non so, il nomade piuttosto che un altro, piuttosto che tenerlo in galera? A volte la gente si chiede anche questo se non sia certo. colpa della... a volte di alcuni magistrati. E infatti noi abbiamo aggiunto un altro titolo, lo Stato tutela il delinquente, per la vittima è assente, ovviamente, titolo provocatorio. Volevo avere un ultimo commento da parte dell'avvocato Fratallone, che vedo che scrive e che prende appunti. Allora, avvocato, sì, chiudiamo un po' questo ciclo, questo giro di interventi. Ringrazio le persone che sono intervenute sia in studio che fuori per gli spunti, perché reputo che sia stata una trasmissione molto vivace, quasi vorrei dire un brainstorming. Allora, primo, questi delinquenti non hanno paura di niente. Secondo, la gente è esasperata. Lo sa Renzi quando dichiara che bisogna essere sensibili a fare delle modifiche perché ha in mano i sondaggi. Terzo, se il sistema di difesa sociale non regge perché fa acqua, anche perché mancano risorse, la coperta è corta, si chiudono le caserme di polizia, le stazioni di carabinieri e così via, e perché c'è un'immigrazione che non siamo pronti a fronteggiare dal punto di vista del sistema giudiziario, allora al cittadino va riconosciuto il potere di difendersi e gli va riconosciuto non come eccezione in base al codice del 30, ma come diritto principale. Ora, che guardiamo al sistema straniero, qualche volta gli stranieri non hanno certi dogmi, mirano più a una giustizia sostanziale, vanno al concreto, e allora dobbiamo anche saper prendere ciò che c'è di buono nelle altre legislazioni come quella spagnola e quella germanica. Ebbene, guardiamo quel sistema lì, oppure valorizziamo il lavoro del progetto Nordio sull'articolo 31, il comma 3, e aggiungiamo quegli incisi che il governo Berlusconi aveva inserito già nel 2006 che sono in vigore, ebbene, e facciamo diventare questo diritto una cosa concreta. La politica faccia sentire, e chiudo, non solo in via teorica ma in concreto, sicuri i suoi cittadini, ma soprattutto sicuri di non venire incriminati per essersi difesi nel pieno della notte a casa. Grazie avvocato, grazie della pazienza di averci seguito dal suo studio di Roma, in piazza Montecitorio, dunque un luogo sicuramente simbolo. Giovanna Negro, per lei. Ma io faccio una riflessione su quanto detto il consigliere di Padova e distinguerei il politico che fa politica per immagine e quindi si divide in buonista o in cattivo, e invece chi fa. E questa secondo me è la distinzione fra chi usa l'immagine per fare politica e chi invece la politica la serve. Sono queste le immagini. Abbiamo perso di credibilità come politici per questo aspetto e non stiamo dando risposte ai nostri cittadini per questo motivo. E quando senti l'urlo di sofferenza da parte delle forze di polizia e dei cittadini e quant'altro, rimani indifferente, questo è il grave. Quindi non mi sento di sposare la tesi che è stato fatto o di sposare la tesi delle manifestazioni, perché è finita quest'epoca, è ora di fare e di lavorare, perché se abbiamo chiesto la fiducia l'abbiamo chiesto per dare delle risposte, altrimenti stiamo a casa nostra, lavoriamo e viviamo del nostro e la finiamo di andare e di promettere cose che non siamo in grado di mantenere. E credo che la lealtà verso la nostra gente ci chieda questo. Io sono forse troppo pragmatica, però quando uno è un sindaco, quando è un amministratore locale, quando uno è una mamma, una semplice mamma di famiglia, a un figlio deve dare delle risposte, le deve dare in maniera sincera. E credo che anche l'esempio di una persona che arriva a sparare per difendersi, qualunque sia il suo motivo, eccetera, è un segno che noi non abbiamo dato delle risposte. E quindi mettiamoci in discussione, ma facciamo non pseudoprediche, convegni, manifestazioni e quant'altro, perché non servono assolutamente a nulla. I posti per fare le cose ci sono, abbiamo dei ruoli, dobbiamo rispettarli. Professor Casen, allora, mi riallaccio a quello che stava dicendo, perché soprattutto le televisioni si prestano
a fare grandi litigi, perché allora uno è buonista di qua, l'altro invece è garantista dall'altra parte, poi tutti vanno a casa e tutto rimane esattamente come prima, come diceva appunto la Giovanna. Oggi stasera abbiamo fatto un problema, ma lo hanno affrontato molte altre televisioni, quindi non siamo gli unici. Noi abbiamo dato come al solito un tentativo di interpretazione per essere coesi, per arrivare a una soluzione concreta, far capire ai cittadini che si può fare questa cosa, e mi sembra che i politici di questa sera abbiano detto la stessa cosa. Si può fare, bisogna fare, se no è meglio andare a casa. Cioè il politico che sta lì per litigare perché nel tuo governo era colpa tua, adesso no, è colpa tua perché tu... non si va da nessuna parte. Bisogna fare. Bisogna affrontare il problema. Questo è il compito dei politici, ma bisogna fare in tempo reale. Non mi interessa che venga proposta una legge e poi non va mai in Parlamento, e quando arriva loro discutono, perché nel frattempo c'è uno che dice io non approvo quella legge, se tu non approvi la mia, e poi tutto un meccanismo di questo. Si va in Parlamento e rapidamente si fanno le cose per i cittadini. Ma attenzione, quel signore che ha detto che io sorridevo ha ragione, perché il cittadino italiano è di serie B. Viene prima il nuovo cittadino, quello che speriamo si integri con noi, perché è una speranza. Noi da cittadini di basso livello speriamo di essere, perché saremmo noi esclusi poi successivamente da questa non integrazione. Ma a parte questo, quello che io prevedo, che questi 2 o 3 casi che sono successi sono i primi, cioè la punta dell'iceberg. Succederà di peggio. Vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni cosa succederà, perché la tendenza è questa, non c'è nulla che vada in senso contrario, uguale e contrario, tutto va nella direzione che abbiamo visto fino adesso, per cui il dire è brutto sparare, è vero, è una cosa bruttissima, ammazzare un altro è una cosa terribile, quando ammazzo uno ammazzo tutto il mondo, sparisce un essere umano. Ma perché devo mettere in condizione un altro essere umano ad arrivare all'estremo di questo tipo? Dopo essere stato depredato per 3 volte, questo disperato, perché è facile che noi seduti qua, tranquilli, cominciamo razionalmente a pensare, però io vorrei trovarmi in quella casa, in quelle condizioni, dopo essere stato depredato per 3 volte, che reazione potrei avere? Non lo so. Allora vogliamo fare i corsi per dire signori avete una pistola in casa, sapete usarla ma non sapete sparare al bersaglio e quindi siete in grado di utilizzarla, sapete gestirla a livello psichico la pistola, quindi come diceva giustamente l'altro telespettatore sparate per aria, però gliel'hanno insegnato, in quel momento la sua tensione qual era? Era l'odio, la disperazione, perché magari gli hanno portato via i gioielli di famiglia, quelle 4 cose che ha lasciato sua madre, sua zia, sua nonna, la moglie, i gioielli della moglie, piuttosto che, non so, la medaglietta della cresima. Non lo so, ma sono cose complesse. Quando uno in casa tiene le sue cose e queste cose vanno protette perché gli appartengono e sono i suoi ricordi. E il diritto del cittadino è quello di tenere le cose perché gli appartengono, ma non perché sono sue, ma perché sono la sua memoria storica. Esatto. Ed è importante questo, non possiamo non trascurarlo. Allora questi politici devono imparare a fare e a rispettare i cittadini, perché li rispettano solo alla vigilia del voto. Madonna santa, se gli corrono dietro, tutto è un leccamento che trovi la bava per la strada, no? Il giorno dopo non ti riconoscono più, non sei più nessuno, certo, salvo che non ci sia prossimamente un'altra votazione, elettorale. Allora tornano a sbavare. No, direi che anche i politici sono responsabili di questo fatto, assolutamente, e si devono considerare responsabili di quello che sta succedendo.
Bene, grazie. Grazie a Fabio Ballestriero, a Enrico Turrin, a Luisana Malfatti, chiedo scusa, professore Manno Casen, Giovanna Negro e Giovanni Gomiero. Buonasera a tutti, grazie a tutti quanti voi, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Come sempre l'appuntamento venerdì prossimo alle 21, TV7 Match.